lavorando su questo viso, certamente gli strumenti sono le dita e qualche piccolo arnese tipo un chiodo, qualcosa del genere. Cioè devi essere molto, molto svelto, se no l'argilla poi alla fine è secca, quindi è più difficile lavorarla. Adesso prenderò il mio chiodo, e cercherò di fare qualche espressione. Le orecchiette, le orecchie, queste sono le orecchie, plasmate così in un modo molto veloce. A un certo punto tu hai sfuriato e sei diventato proprio un mastro umano triballando la vedra. Dopo cominciavo a scolpire, proprio non stavo a casa, stavo a esigenza. Allora, ripeto, quando tu nasci in una famiglia abbastanza povera, no? A Pippiano fanno sempre i regali, no? A me mai fatto regali, cioè, questo povero, cioè non... Quindi ho detto, dammi una sfida a giocattolo, così. Costruire da tutto. Tu pensi che da una volta ho fatto per esempio in lodo, sul vano, no? Già fermi elementari, ma ricordo sempre che ho avuto un maestro sotto amico, per esempio, hai fatto tutto, c'è vinto centinaia di personaggi, hai fatto bene pure. Era un bambino di 7-8 anni, insomma, come ti chiedo. Quindi nasce proprio questa esigenza che da ovvio cioè desideravo praticamente un giocattolo come giocattolo subito a me, no? E cominciamo a costruire un giocattolo su tutto e poi nasce questa cosa mia, poi per la approfondivo.